È uno dei promotori veneti della Fondazione Italia Futura, che si riconosce in Luca di Montezemolo e che lavora per promuovere un governo Monti bis. Andrea Causin, consigliere regionale ex del PD, ora nel gruppo misto, lancia la volata all'attuale Presidente del Consiglio. Sicuramente Monti oggi è un elemento indispensabile per la credibilità internazionale e, stando a quello che sta venendo fuori nello scenario politico, appare sempre più evidente che è l'unica persona di garanzia per l'Italia e anche per l'Europa. Per Causin, prima di votare è necessario tornare a proporzionale per avere una maggioranza in grado di governare che non sia litigiosa come le ultime. Un Monti bis, dice Causin, sarebbe apprezzato da molti elettori per le qualità evidenziate in quasi un anno di governo. Credo che di fronte allo scenario attuale, di fronte alla decadenza dei partiti e anche di una parte delle istituzioni, una figura come Monti riuscirebbe a catalizzare un grande consenso. A sostenere Monti non ci dovrebbero essere personaggi che hanno fatto le scelte che hanno portato all'attuale situazione. Chiaro che chi è stato responsabile del disastro dovrebbe avere perlomeno l'umiltà di fare un passo indietro e di lasciar guidare la fase successiva a qualcun altro. Sicuramente non ci sarà posto per chi ha governato negli ultimi 10 anni. Il disastro che abbiamo sfiorato è anche stato frutto di 10 anni di non scelte che hanno portato al non controllo dei conti pubblici, a un indebitamento pubblico spaventoso. In Veneto ci sono 30 circoli di Italia Futura con circa 2500 sostenitori. C'è una grande aspettativa da parte della gente e soprattutto un'aspettativa che la nostra novità possa rappresentare una delle intelaiature intorno a cui costruire un nuovo soggetto politico moderato e liberale a sostegno di Monti.